Giovedì 30 maggio, San Gavino Martire. È il 151esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 215 al termine. Il sole sorge alle 5:26 e tramonta alle 20:51. La luna si leva alle 2 e tramonta alle 12:20. Le flotte veneziana e genovese si scontrano nel mare davanti ad Anzio. Con un tempo inclemente la battaglia dura tutto il giorno e al calare della sera 5 galere genovesi sono catturate e una sesta finita sugli scogli. Vettor Pisani può portare a Venezia, assieme agli altri numerosi prigionieri, anche l'ammiraglio genovese Luigi Fieschi. Le previsioni per domani. Cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto, ma con delle schiarite dal pomeriggio in poi sulla pianura meridionale. Precipitazioni più diffuse e insistenti sulle zone centro-settentrionali, con vari rovesci o temporali, in diradamento pomeridiano a sud. Temperature minime in diminuzione soprattutto sulle zone centro-meridionali, massime stazionarie o in lieve diminuzione sulla pianura, più a sud e in diminuzione altrove.